Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Vamos a tallar la gavetta. Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo nel verde di un bellissimo parco, il parco di Villa dei Cedri. Siamo a Valdobbiadene. Con noi il sindaco della città che ci ospita, Bernardino Zambon. Benvenuto a Cronache Trevigiane, sindaco. Allora, un evento dicevamo che è una prima assoluta, anche se ricalca i passi di un'esperienza che qui a Valdobbiadene nasce da lontano, viene da lontano con le mostre. Sì, una storia di 45 anni di esperienza chiamata Mostra Nazionale dello Spumante, poi Forum, e oggi la prospettiva di un rilancio di questo contenitore, ma soprattutto del rilancio di un territorio ampio che questo contenitore nel tempo ha cercato di rappresentare. Ecco il senso di Valdobbiadene Brinda la Vita, il segmento locale di una proposta di mostra, di evidenziazione di prodotto e territorio, ed ecco il nobile segmento veneziano del Forum Spumanti d'Italia, l'appuntamento di ottobre in una città internazionale che riesce a comunicare con il Forum l'internazionalità di questo spumante, di questi spumanti. Un momento tra l'altro questo in cui la sensibilità e l'attenzione verso certe tematiche è più alta, sia da parte dei produttori che di chi, ad esempio i sommelier, quindi le associazioni che lavorano nel campo del spumante, dei vini, hanno, ma anche il cittadino. Qui si parla spesso per esempio di impatto ambientale, c'è una maggiore attenzione che è di sicuro un punto di partenza importante. Sì, è anche detta la parola responsabilità. Ci si interroga con gli strumenti della cultura e della scienza di come chi è protagonista sul territorio per far uscire un prodotto importante dal territorio, dalla natura, non debba essere disgiunto dalla conservazione, dalla tutela, dalla valorizzazione di questo territorio. Ecco perché il pubblico è stato molto attento, gli attori interessati, tutti si sentono responsabili del loro segmento e della loro specificità. Noi abbiamo l'impegno a metterli tutti sullo stesso tavolo, a dirci, amministratori ed attori, come vogliamo questo paesaggio, questo territorio nei prossimi anni. Sindaco, noi la ringraziamo perché ci ha avviati, ci ha introdotti bene a questa puntata, a questo evento. Andremo a scoprire tutti i volti di Valdobbiadene e Brinda la Vita in questa puntata. Adesso guardiamoci insieme il primo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate con noi qui a Villa dei Cedri. L'estate sta finendo, recitava una canzone di qualche anno fa, e l'estate non può finire senza la tradizionale Sagra del Riso di Merlengo, un evento atteso dall'intera provincia di Treviso. Gli ingredienti sono da 35 anni sempre gli stessi: buona tavola, convivialità e divertimento per tutti. Tutto questo è possibile grazie all'impegno dei tantissimi volontari, come ci ricorda il sindaco di Ponzano Veneto Giorgio Granello. Feste come queste sono uno delle fiore all'occhiello anche del nostro comune. Ricordiamoci che questa è la Sagra del Riso, ma nel nostro territorio se ne fanno tantissime di sagre, dove abbiamo un corpo di protezione civile ma anche di tantissimi volontari che donano il proprio tempo per fare in modo che questi avvenimenti avvengano in assoluta sicurezza da una parte e dall'altra garantiscono col loro apporto il vero successo del risultato, cioè un vero successo per far sì che anche tutte le sagre siano coronate da una grande e giusta riuscita. Una delle anime della festa è il parroco del paese, Don Alessandro Dalben, che ci spiega l'origine storica della Sagra del Riso. La povera gente di queste campagne aveva come alimento base la polenta, però nella festa di San Bartolomeo, quando veniva anche il vescovo per le cresime,
volevano un po' diversificare il piatto con cui intrattenevano i loro ospiti, i parenti, e raccontano che partivano con un sacco di mais per andare in Polesine a barattarlo con il riso. Questo raccontano i vecchi e ecco come si è sviluppata questa tradizione. Romano e Roberto Marchi sono i registi del reparto cucine della Sagra, il dietro le quinte della festa. I due ristoratori assieme ai tanti volontari preparano le squisitezze che hanno contribuito a rendere celebre l'appuntamento di Merlengo. Sentiamo i ricordi dei due fratelli legati alla Sagra del riso. Non aspettavo altro che la Sagra di Merlengo per uscire fuori la sera, e erano tutte le sere fuori con la scusa che c'era la Sagra. Bei ricordi, chiaramente gli autosconti, belli aeroplani, chi non si ricorda, ce ne sono ancora gli stessi, e poi la pesca di beneficenza. Era ed è tuttora, scusate, una festa stupenda. Abbiamo iniziato a lavorare qua, a dare una mano come ragazzini, abbiamo iniziato a servire i tavoli. Mia mamma faceva il riso, la sera del riso del giovedì, sempre di giovedì sera, e siamo cresciuti con la Sagra, insomma. Ed eccoci rientrati, siamo a Valdobbiadene, a Villa dei Cedri, con me il presidente della Camera di Commercio di Treviso e di Union Camere del Veneto, Federico Tessari. Oggi la giornata è partita con un convegno dedicato alla comunicazione, non solo al valore del prodotto in termini chiaramente quantitativi e quindi di costi, ma anche ai valori che un prodotto ha. Proprio lei, lanciando questa manifestazione, parlò di comunicazione, lanciando l'idea di un Atlante particolare. In effetti noi dobbiamo avere la conoscenza diretta di questo tessuto imprenditoriale, dei nostri prodotti tipici e caratteristici di qualità del territorio, e per avere questo dobbiamo comunicare, soprattutto queste eccellenze che noi abbiamo. Attraverso che cosa? Attraverso un Atlante che raffigurerà fotograficamente, per tipologia di prodotto, per stagionalità e per ricette, tutti quei prodotti che noi abbiamo in provincia di Treviso. Quello che produciamo di qualsiasi livello non dobbiamo tenerlo all'interno dei cancelli, dobbiamo comunicarlo in modo globale. Credo anche che ci siano tutti i presupposti e gli strumenti per comunicarlo. Tecnologia mi pare che insegna, internet e tutto quello che arriva attraverso anche questa innovazione tecnologica. Per cui credo che sia indispensabile elevare il concetto di cultura di sviluppo imprenditoriale, creando la comunicazione reale e soprattutto quella comunicazione che intercetta quei mercati che attraverso un benchmarking iniziale possono attrarre un'attenzione particolare. Quindi un grande ruolo lo svolgeranno i produttori, se sapranno dialogare chiaramente con le istituzioni o con gli enti che in qualche modo si stanno dando da fare per la promozione. Tutti devono fare la sua parte, compreso anche togliere la gelosia imprenditoriale e metterla invece in una comunicazione di rete per trovare un comune denominatore che è quello del beneficio intero del sistema economico. Speriamo che vada così, grazie. Sarà sicuramente così. Grazie Presidente per essere stato con noi. Noi ci vediamo insieme al prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate qui da Villa dei Cedri perché andiamo a brindare la vita.